Evidenzia un 2023 con luci e ombre, il secondo osservatorio sull'economia del Friuli Venezia Giulia realizzato dal Centro Studi della Camera di Commercio di Pordenone Udine e presentato questo giovedì. Agli stop e alle difficoltà causate dall'epidemia di Covid-19 nel 2020, è stato fatto sostanzialmente presente, sono seguiti rimbalzi molto positivi nel biennio 21-22, con condizioni di mercati anomali che nel 2023 si sono invece andati assestando su andamenti più normali, con la convivenza di fattori preoccupanti dovuti prevalentemente alla forte instabilità geopolitica e geoeconomica internazionale e di scenari più incoraggianti, per esempio in merito a inflazione, imprese e occupazioni su alcuni dei settori trainanti. In Friuli Venezia Giulia nel 2023 l'export è sceso del 13,7% su base annua e al netto della cantieristica navale la variazione è più contenuta, meno 8,1%. Comparando 2023-2019 però rilevato un aumento dell'export del 23,2%. 2019 forse il parametro più corretto, quindi periodi di normalità. Su questo la nostra regione in questo momento ha dei chiaroscuri, e gli scuri sono il settore manifatturiero che sta rallentando, il comparto del commercio che sta anche questo segnando un dato non positivo. La positività sta in tutto il mondo dei servizi, in particolar modo dell'ospitalità, del turismo, ma i servizi alle imprese e alle persone, dove si vede non solo in termini di crescita di PIL ma anche in termini di numero di aziende, sono dei settori, ma questo è un dato a livello nazionale o europeo, stanno crescendo. Ecco, l'unico dato che a mio avviso è in forte distonia dal dato nazionale è quello del credito alle imprese. Abbiamo a livello nazionale un meno 5, quindi una restrizione creditizia, nella nostra regione un meno 8,4